Gli alpini, i ragazzi del Trodetto, delle Sagre, la piccola chiesa di Vaglio di Roncade non è riuscita a contenere la miriade di amici e conoscenti giunti per l'ultimo saluto a Gastone Feltrin, lo sfortunato 65enne rimasto ferito mortalmente da un cavo usato in agricoltura, perso pochi minuti prima dal cognato, il marito della sorella, Andrea Piovesan. Cavo che si è staccato da una macchina legatrice, finito sulla Treviso Mare, è divenuto una trappola mortale per Feltrin, strangolato mentre viaggiava in sella alla sua Harley Davidson. In questo momento terribile, padre Pier Francesco ha voluto rivolgere delle parole d'affetto anche al cognato. Aiutalo, Signore, sostienilo in quel grande dolore che anche lui sta sperimentando. Lo stesso cognato è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, nonostante la difesa punti tutto sulla drammatica coincidenza, una tragica fatalità che ha sconvolto tutti i familiari, gli operai della sua ditta e l'intero paese. Potremmo stare qui giorni e notti a domandarci il perché di questa morte, ma no, non riusciremo mai a trovare una risposta, a dare un senso a questa morte. Fuori nel piazzale della chiesa dei tendoni hanno riparato dal sole i numerosi partecipanti che non volevano mancare, come padre Pier Francesco, responsabile delle missioni del Pime, giunto appositamente per celebrare il funerale, che con la voce rotta dall'emozione ha parlato a lungo dell'amico Gastone. Gastone è stato un signore in tutto quello che ha fatto, in ogni modo che ha vissuto. Ecco, se c'è un'immagine che descrive ma non dice appieno chi era tuo papà Alex, tuo marito Anto, il tuo compagno di lavoro Renato, è questa qua, un signore, un qualcuno che aveva un qualcosa di straordinario dentro. Un uomo che teneva unita la famiglia, stimato da tutta la comunità. Uomo equilibrato, sensibile, calmo, generoso, altruista. Gastone, grazie per aver condiviso con noi i tuoi 65 anni di vita. Grazie per la tua compagnia.